Buonasera, eccoci insieme dunque con Proverbi 15. È una lettura che ci porta a considerare lo sguardo che il Signore ha su ogni luogo e sulla saggezza che noi tutti possiamo avere per riconoscere ogni suo ordine, ogni suo suggerimento. È una lettura che ci invita ad essere saggi ed anche operativi nella preghiera. Saggezza vuol dire avere un cuore giusto, che non vuol dire che siamo giusti noi, ma che siamo giustificati in un ambito neotestamentario, dovremmo dire dal sangue di Cristo. Lo scrittore dei Proverbi, Salomone, non conosce questa salvezza che viene da Cristo, ma alcune cose che leggeremo potrebbero essere anticipative della conoscenza e dell'amore di Cristo. Cuore giusto, attenti a non lasciarsi prendere dall'ira, attenti a non rifiutare l'istruzione, e questo è il timore di Dio che conduce all'umiltà. Cercheremo di fare questo lavoro di analisi di Proverbi 15 confrontato con un altro libro veterotestamentario che andremo a scoprire. E andremo a scoprire alcune osservazioni nel libro di Malachia. E Malachia l'ho trovato abbastanza speculare per certi versi, cercherò di dimostrare come con Proverbi 15. Preghiamo prima. Signore che sei nei cieli, noi ti lodiamo. Signore, ti diciamo grazie per queste giornate, grazie per quello che ci dai ogni giorno. Signore, abbiamo sotto gli occhi Open Doors, perché è il giornale che sta qui su questo tavolo, e sappiamo che in alcune parti del mondo non si può lodare il tuo nome apertamente, né su internet, né all'interno delle case in privato. Ti lodiamo per questa libertà che abbiamo, una libertà che ti preghiamo di aiutarci affinché noi possiamo sfruttarla al meglio, Signore. Conducici attraverso Proverbi 15, conducici attraverso questa lettura speculare con Malachia. Ti preghiamo di guidarci nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Proverbi 15 dunque, la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. La lingua dei saggi è ricca di scienza, ma la bocca degli stolti sgorga follia. Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, osservano i cattivi e i buoni. La lingua che calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. L'insensato disprezza l'istruzione di suo padre, ma chi tiene conto della riprensione diviene accorto. Nella casa del giusto c'è grande abbondanza, ma nell'accumulo dell'empio c'è imbroglio. Le labbra dei saggi diffondono scienza, ma non così il cuore degli stolti. Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita. La vita dell'empio è in abominio al Signore, ma egli ama chi segue la giustizia. Una dura correzione spetta a chi lascia la retta via. Chi odia la riprensione morirà. Il soggiorno dei morti e l'abisso stanno davanti al Signore. Quanto più i cuori dei figli degli uomini, il beffardo non ama che altri lo riprenda, egli non va dai saggi.
il cuore allegro rende gioioso il volto, ma quando il cuore è triste, lo spirito è abbattuto. Il cuore dell'uomo intelligente cerca la scienza, ma la bocca degli stolti si pasce di follia. Tutti i giorni sono brutti per l'afflitto, ma per il cuore contento è sempre allegria. Meglio poco con il timore del Signore che gran tesoro con turbamento. Meglio un piatto d'erbe dove è l'amore che un bue ingrassato dove è l'odio. L'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. La via del pigro è come una siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retti è piano. Il figlio saggio rallegra il padre, ma l'uomo stolto disprezza sua madre. La follia è una gioia per chi è privo di senno, ma l'uomo prudente cammina dritto per la sua via. I disegni falliscono dove mancano i consiglieri, ma riescono dove sono molti i consiglieri. Uno prova gioia quando risponde bene, è buona la parola detta a suo tempo. Per l'uomo sagace la via della vita conduce in alto, gli fa evitare il soggiorno dei morti situato in basso. Il Signore rovescia la casa dei superbi, ma rende stabili i confini della vedova. I pensieri malvagi sono in abominio al Signore, ma le parole benevole sono pure ai suoi occhi. Chi è avido di lucro turba la sua casa, ma chi odia i regali vivrà. Il cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca degli empi sgorga cose malvagie. Il Signore è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Uno sguardo luminoso rallegra il cuore, una buona notizia fortifica le ossa. L'orecchio attento alla riprensione che conduce alla vita abiterà tra i saggi. Chi rifiuta l'istruzione disprezza se stesso, ma chi dà retta alla riprensione acquista senno. Il timore del Signore è scuola di saggezza e l'umiltà precede la gloria. Ci sono molti concetti espressi in questo testo. Io ne raccolgo 10. Il primo è che gli occhi del Signore sono in ogni luogo, e questo noi lo sappiamo da molti passi neotestamentari e veterotestamentari. Il Signore vede, in questo momento noi, il Signore vede tutto quello che Lui ha creato. Il secondo concetto che dobbiamo tenere presente è che bisogna saper tenere conto della riprensione, bisogna essere attenti alla riprensione ed essere ripresi in un certo senso ci fa bene. Un terzo concetto che abbiamo trovato in questo testo è che le labbra dei saggi sono portatrici di saggezza e di sapienza. Un quarto concetto che abbiamo trovato è che gli uomini retti debbono pregare. La preghiera si addice agli uomini retti. Quando noi pensiamo allo scontro tra il bene e il male, dobbiamo essere consapevoli che la battaglia è vinta. Cristo è il vincitore. Cristo è il vincitore in ogni senso ed è il vincitore definitivo. Ma prima di arrivare alla vittoria definitiva di Cristo passeremo per delle problematiche, attraverseremo delle situazioni all'interno delle quali l'aiuto della preghiera sarà fondamentale. Quinto concetto, l'abbiamo più volte osservato, la povertà non è quella materiale, ma è quella spirituale. E allora ecco che abbiamo trovato che un piatto d'erbe dove c'è l'amore è molto meglio che la ricchezza.
E quindi il quinto concetto è che questo testo ci porta a valutare la qualità dell'amore. Un sesto concetto che si lega con questo dell'amore è l'essere lenti all'ira. L'essere lenti all'ira è indispensabile per non farci cogliere di sorpresa dai nostri nemici spirituali, perché se noi ci facciamo cogliere dall'ira, noi cediamo al nemico spirituale, che possiamo tranquillamente chiamare il diavolo. Cioè, in una civiltà razionalista come la nostra, dove l'uomo crede attraverso il suo umanesimo razionalista di avere risolto tutti i problemi, queste cose vengono considerate chiacchiere da amatori del Medioevo. Ma la parola di Dio dice con chiarezza che esiste il nemico, che esiste il diavolo, e resistere al diavolo significa anche essere lenti all'ira. Un settimo concetto, il cuore del giusto, che medita la sua risposta. Ecco, anche questo si lega con il concetto di amore e con il concetto di non lasciarsi prendere dall'ira né dalla velocità della risposta. Meditiamo la risposta che possiamo dare se siamo certi che il nostro cuore è giusto, se siamo certi che il nostro cuore è giustificato. Che giusto non vuol dire che siamo bravi noi, lo ripetiamo, ma che siamo stati giustificati dal sangue di Cristo. Ripeto, Salomone quando scrive Proverbi non sa che il sangue di Cristo purifica, ma sa che comunque il cuore del giusto è giustificato non dalla propria abilità, dalla propria percezione delle cose, ma appunto da Dio. Ottavo concetto, mai rifiutare l'istruzione. L'istruzione, quella che viene dalla parola, è un'istruzione che ci indica come dobbiamo comportarci. E il rifiuto dell'istruzione è un atto che dimostra che non abbiamo il cuore giusto, che non abbiamo meditato abbastanza, che non siamo sufficientemente in grado di amare. Tutto questo ci porta, numero 9, al timore del Signore. E il punto numero 10 che io osservo è proprio quello dell'umiltà, perché ognuno di noi deve comportarsi non con superbia, ma con umiltà davanti a Dio, davanti alla fratellanza, quindi davanti a se stessi per cominciare, davanti a Dio, quindi davanti a se stessi, quindi davanti agli altri, l'umiltà. Dicevo che questo testo è abbastanza speculare con alcune analisi che si possono trovare di fronte a uno dei libri conclusivi dell'area veterotestamentaria. È proprio l'ultimo libro, prima di Matteo, se avete il testo in mano e volete seguirlo, è proprio l'ultimo Malachia, questo profeta che parla prima dei secoli di silenzio che precedono poi il Nuovo Testamento. Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, abbiamo detto, ed è una delle prime considerazioni che noi abbiamo fatto su Proverbi. Osserviamo che cosa emerge in Malachia. Al capitolo 1, al versetto 5, troviamo proprio così: i vostri occhi lo vedranno e voi direte: il Signore è grande, anche oltre i confini di Israele. Questo concetto profetico ci porta addirittura ai giorni nostri. Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, dice il testo di Proverbi. Malachia ci dice qualche cosa di più, addirittura, che noi riusciremo a capire
come il Signore è grande oltre i confini di Israele. Noi che viviamo oltre i confini di Israele, oltre i confini storici, oltre i confini etnici, oltre ai confini etici di Israele, storici, perché il tempo storico non è più quello del Vecchio Testamento, etnici, perché non siamo popolo di Israele dal punto di vista etnico, e etici perché abbiamo la lezione di Cristo che ci guida. Ecco, gli occhi del Signore sono oltre, quindi il Signore è grande oltre i confini di Israele. Un altro concetto che abbiamo trovato è che bisogna essere pronti ad accettare la riprensione, perché chi tiene conto della riprensione, abbiamo trovato, è accorto. Malachia, siamo sempre nel capitolo 1, e guardiamo che cosa dice il versetto numero 6. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'amore che mi è dovuto? È una riprensione, è un rimprovero. Stai attento, tu, figlio accorto, a non essere indifferente nei confronti della riprensione. E la riprensione è questa, che io sono padre e tutto sommato nella tua vita sei mancato nei confronti dell'onore che mi è dovuto. Se noi facciamo un'analisi di coscienza nostra, ci accorgiamo che in qualche occasione nella nostra vita siamo mancati nei confronti dell'onore che è dovuto al Signore. Un altro confronto tra Proverbi 15 e Malachia è quello che ci induce a pensare alle labbra dei saggi. Come si comportano le labbra dei saggi? Le labbra dei saggi stillano veramente verità, no? Abbiamo trovato in Proverbi 15 e ora in Malachia, capitolo 1 ancora, al versetto 7, voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. La nostra saggezza deve essere tale da farci capire che la tavola del Signore è pregevole, non è spregevole. Quindi le labbra dei saggi sanno quanto conta la mensa del Signore, e la mensa spirituale naturalmente. Noi ci nutriamo della mensa spirituale nel momento in cui leggiamo la parola, per esempio, e nel momento in cui leggiamo la parola troviamo pregevole quello che è scritto sulla parola. Se invece siamo poco saggi, diciamo, ma è un libro come tutti gli altri. La Bibbia non è un libro come tutti gli altri perché è un libro che è stato scritto da persone che sono state ispirate dallo Spirito Santo. La saggezza è riconoscere questa santità del libro e quindi non contaminare Dio dicendogli la tua tavola, Signore, è spregevole. Il punto di riferimento che vi invito a osservare questa volta si trova in Proverbi 31, un piatto d'erbe dove c'è l'amore. L'amore, quando si parla di amore si parla di molte cose. Per esaminare l'amore tra un uomo e una donna nel modo migliore in cui potremmo trovarlo, io suggerisco sempre Proverbi 31. La donna di Proverbi 31 è veramente una donna speciale e questa è una donna che, anche se ti presenta un piatto d'erbe, te lo presenta con un amore tale che
non ha bisogno d'altro. Io penso che potremmo scendere, se la regia mi accompagna, al versetto numero 10. Quindi ecco qui, siamo proprio qua. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle, anche se c'è il piatto d'erba, aggiungo io. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora gioiosa. Con le proprie mani è simile alle navi dei mercanti. Fa venire il suo cibo da lontano. Si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Posa gli occhi sopra un campo e l'acquista. Con il guadagno delle sue mani pianta una vigna, si cinge di forza i fianchi e fa robuste le sue braccia, sente che il suo lavoro rende bene, la sua lucerna non si spegne la notte, mette la mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso, tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso, non teme la neve non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa, si fa dei tappeti, ha vesti di lino finissimo e di porpora. Suo marito è rispettato alle porte della città quando si siede tra gli anziani del paese. Fa delle tuniche e le vende e delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire. Apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. Guardate come tutti questi termini ci portano alla saggezza, all'amore, all'umiltà e sono un po' anche riassuntivi di tutto quello che abbiamo letto in Proverbi 15. Vado avanti, apre la bocca con saggezza, 26, e ha sulla lingua insegnamenti di bontà, sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata e suo marito la loda dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte della città. Veramente molto impegnativo comportarsi in questo modo per le donne, ma è possibile e soprattutto questa donna esiste ed è una donna che ci richiama al messaggio del vero amore. Il vero amore, ecco, non è quello che potrebbe essere esemplificato in tantissime altre condizioni, ma è quello che trova queste risposte, la saggezza, la disponibilità, i comportamenti, il rifiuto della pigrizia come inattività, ecco, e soprattutto questo rapporto biunivoco d'amore che c'è con il marito, che non può sottrarsi, vorrei quasi dire questo, che non può sottrarsi dalla lode amorosa nei confronti di questa figura, perché il marito è talmente convinto dei suoi comportamenti che davvero non è in grado di sottrarsi dalla lode nei suoi confronti. Questo ci ha portato in un'altra direzione. Avevo detto che avrei parlato soprattutto del confronto con Malachia, ma mi sembrava opportuno andare a Proverbi 31 perché il piatto d'erbe dove c'è l'amore mi rimanda in quella direzione. Abbiamo detto anche che il cuore del giusto medita, era il punto 7 del nostro schema, la sua risposta,
E in Malachia, andiamo ancora, in Malachia, questa volta andiamo al capitolo 2 di Malachia e troviamo i versetti 14, 15 e 16. Eppure dite perché? Perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene a esse sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Ma che direte voi? Non ce n'è uno che non fece così? E tuttavia lo spirito rimase in lui, ma perché quell'uno lo fece? Perché cercava la discendenza promessagli da Dio. Badate dunque al vostro spirito e nessuno agisca slealmente verso la moglie della sua giovinezza. È interessante come da Proverbi 31, attraverso questo passo di Malachia, rientriamo nel discorso che abbiamo fatto. Il cuore giusto, dicevamo, medita sulla risposta. E la risposta può venire anche in questo contesto. C'è qualcuno che ha avuto più di una moglie tra i personaggi della Bibbia. Noi sappiamo dal Nuovo Testamento quale sia, ma anche dal Vecchio Testamento, perché l'abbiamo appena letto in Malachia, quale sia l'urgenza di sottolineare l'unicità della moglie, l'unicità del matrimonio, l'unicità dell'atto amoroso e qualche volta però il lettore dell'Antico Testamento potrebbe dire ma un momento, se noi andiamo a cercare Abramo, Isacco, Giacobbe, noi troviamo che i personaggi del libro della Genesi sono stati, basta pensare a Giacobbe che non ha avuto soltanto una moglie ma ha avuto anche delle concubine e i 12 patriarchi sono nati da donne diverse. Ecco che allora quasi quasi potremmo dire sono giustificato anch'io, ma il cuore del giusto medita la giusta risposta e sa, proprio perché medita la giusta risposta, che la condotta sleale non è accettabile. Perché è successo? Abbiamo letto, è successo perché ci doveva essere una discendenza promessa da Dio. Quindi in un certo senso questo passaggio biblico ci sta dicendo, intendo questo di Malachia, quello che hanno fatto Abramo, Isacco e Giacobbe non è una ragione per pensare che ognuno di noi ha diritto a avere più mogli. La lealtà nei confronti dell'unica moglie è una lealtà doverosa, è una realtà alla quale non ci si può sottrarre. Ecco perché il cuore del giusto allora deve meditare la giusta risposta. La risposta sbagliata è faccio anch'io come ha fatto Abramo, faccio anch'io come ha fatto Giacobbe. La risposta giusta è invece quella della lealtà. Rifiutare l'istruzione, punto numero 8 del nostro schema di partenza, è assolutamente inopportuno. Abbiamo trovato nel libro dei Proverbi 15. Malachia, al capitolo numero 2, al versetto numero 9, ci dà un'altra risposta. Anch'io vi renderò spregevoli e abietti agli occhi di tutto il popolo, perché non osservate i miei insegnamenti. Bisogna osservare gli insegnamenti del Signore, tra i quali quello che abbiamo appena letto precedentemente. Ecco, osservare gli insegnamenti del Signore significa accettare l'istruzione. Chi rifiuta l'istruzione è fuori dalla logica di Dio. Abbiamo parlato anche del timore del Signore, il numero 9 del nostro punto di riferimento di partenza. Malachia, al capitolo numero 2, tra i versetti 16 e 18, ci dice: poiché io odio il ripudio, dice il Signore Dio di Israele, chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti. Badate dunque
al vostro spirito. E non siate sleali, guardate che il contesto è sempre quello della famiglia, della moglie. Voi stancate il Signore con le vostre parole, eppure dite in che modo lo stanchiamo? Quando dite chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di lui. E quando dite dov'è il Dio di giustizia? Timore del Signore vuol dire non fare il processo a Lui. Il processo a Lui lo faccio nel momento in cui dico chi fa il male è gradito al Signore. Tutto sommato siamo tutti sulla stessa barca, qualcuno fa bene, qualcuno fa male, alla fine il Signore si accontenta di quello che viene dall'essere umano. Il Signore non si accontenta di quello che viene dall'essere umano, ma giudica. E quindi se lo stanchi il Signore con le parole nel momento in cui gli stai dicendo chi fa il male è gradito, e lo stanchi anche in altro modo, quando dici dov'è il Dio di giustizia, no? Come si permette il Signore di consentire che un dittatore qualsiasi scateni una guerra disastrosa? Come si permette il Signore, se il Signore è davvero potente, perché permette che queste cose succedano? Questo vuol dire mettere sotto processo Dio. Invece siamo noi sotto processo davanti a Dio, ed è sotto processo soprattutto chi non ha timore di questo tipo di Signore, che è un Signore di tutte le cose, che non discute con te perché le cose sono accadute. Non ti deve nessuna spiegazione. Se alcune cose ti sono successe nella vita, ti sono accadute nella vita alcune cose che non ti piacciono, e tu non puoi dare la colpa a Dio, non puoi dirgli perché mi hai fatto questo, dov'è la tua giustizia? Malachia ci sta dicendo non si fa così. Voi stancate il Signore con le vostre parole, e c'è qualcuno che veramente non si accontenta mai di dire ma perché? Ma come ha permesso? Perché il Signore permette queste cose? Se c'è Dio, perché permette che succeda quello che sta succedendo in tutte le parti del mondo che volete mettere nel vostro elenco? Non siamo noi che mettiamo sotto tribunale Dio, appunto, cerchiamo di comportarci come coloro che hanno timore del Signore, e soprattutto con umiltà. Punto 10 del nostro schema, umiltà. Umiltà vuol dire, vado ecco ancora in Malachia al capitolo numero 4, al versetto numero 1, poiché ecco il giorno viene, ardente, come una fornace. Allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia, il giorno che affrontare con estrema umiltà tutto ciò che ci accade ogni giorno. Proverbi 15, quindi, con questi insert di Malachia che ho cercato di far vedere in una sorta di specularità, ci soffermiamo qui e aspettiamo chi si presenta online per collaborare insieme alla sala con l'ampliamento della riflessione su Proverbi 15 e, se volete, in questo collegamento che io ho cercato di individuare con Malachia. Bene, chi non ci segue più online invece lo salutiamo e auguriamo buona serata.